Affluenza Belluno, la peggiore in Italia. Apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, lunedì 24 novembre. Si parla ovviamente delle elezioni regionali. Ieri appunto si è votato fino alle 23 e oggi è possibile votare fino alle 15 e il Gazzettino riporta i primi risultati relativi appunto al numero di persone che si è recato alle urne, che è andato a votare. Alle 23 si era recato al voto solo il 25,96% degli aventi diritto, nel 2020 fu il 34,93%. Oggi urne aperte fino alle 15 e ne scrive Damiano Tormen. Andiamo all'interno a leggere appunto l'articolo scritto dal Gazzettino. Astensionismo record, al voto solo 1 su 4, la chiusura delle urne come dicevamo alle 23, l'affluenza si era fermata a meno del 26% degli aventi diritto, ben 9 punti percentuali al di sotto della tornata del 2020. L'esito elettorale si saprà solo oggi, ma le urne hanno parlato già ieri, anzi hanno urlato sottovoce, perché hanno detto in maniera inequivocabile che a vincere è l'astensionismo, più di altre volte. Più anche rispetto a 5 anni fa, quando l'affluenza era stata bassa, sotto il 50%, la chiusura dei seggi del lunedì pomeriggio. Stavolta, se il dato di oggi sarà in linea con quello di ieri, a stento si arriverà al 40%, perché ieri sera alla chiusura delle urne delle 23 si era recato a votare solo il 26% degli aventi diritto. Il dato del 2020 era quasi del 35%. Praticamente l'inverno elettorale, tanto che Belluno continua di gran lunga a essere la provincia veneta più assenteista a queste regionali del Veneto. Chi si è recato alle urne ieri non ha dovuto faticare a trovare parcheggio e non ha certo fatto fila. Quando è arrivato il primissimo dato, quello delle 12, si è capito il motivo. In provincia aveva votato l'8% degli aventi diritto. Come dicevamo, poi la conferma alle 23, la chiusura dei seggi, che piazza appunto in provincia di Belluno al primo posto in Italia per scarsa partecipazione al voto. L'astensionismo bellunese è il più alto di tutto il Veneto, certo, ma il dato dell'affluenza è più basso anche rispetto a quello di tutte le province campane e di tutte quelle pugliesi. Appunto poi c'è il dettaglio per chi volesse approfondire i numeri comune per comune. Ricordiamo che si vota fino ad oggi alle 15 in un comune da poco più di 500 elettori. Stiamo parlando di Cibiana di Cadore, solo per fare un esempio, aveva votato appena il 12% degli aventi diritto. Non fanno meglio Arsier col 13%, Soverzene col 14%, insomma l'astensionismo vince, come scrive l'articolo del Gazzettino. Oggi si replica dalle 7 alle 15, poi la parola passa allo spoglio. Si legge nell'articolo del taglio basso di pagina. Parliamo d'altro, parliamo di Bellunesi nel mondo, a pagina 2 del Gazzettino di Belluno, dell'edizione di Belluno. Si legge appunto la cronaca relativa al premio che si è svolto ieri al Teatro Buzzati, il premio nei confronti dei bellunesi che onorano la provincia in Italia e all'estero attraverso l'arte e il lavoro. Noi restiamo gente di montagna, si legge nel titolone, tra virgolette. Tra i premiati soprano Chiara Isottone e il tenore Domenico Menini, che hanno lietato e sorpreso la platea con i brindisi della Traviata. E ne scrive Alessia Dallò. Più che radici, ali di persone che vanno, che tornano e che si spostano nel grande mondo. Sono oltre 500.000 i bellunesi nel mondo, i più sono discendenti di chi lasciò la provincia, ma tanti altri sono giovani e famiglie che hanno scelto un paese diverso dove vivere. Eppure, qualsiasi sia la loro motivazione, le radici restano, la terra dura di montagna, la pendenza delle valli. La cerimonia, appunto, intensa e molto partecipata, si è tenuta ieri al Teatro Dino Buzzati. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Bellunesi nel Mondo insieme ai Rotary Club del territorio. Sul palco si sono alternati professionisti dell'economia, della cultura, della musica e del sociale. Leggiamo appunto quali sono appunto i premiati per il settore economico e professionale. È stato premiato il brasiliano Maximino Jacinto Tormen, imprenditore di Erechim, che ha ricordato il lavoro dei suoi antenati e le sue origini a Carfagnoi.
E poi ancora è premiato anche Luigi Dal Paus, originario dell'Alpago, professore all'Università di Padova e riferimento internazionale negli studi sulla laguna di Venezia. E poi ancora per l'arte e per la cultura, protagonista è stata la soprano Chiara Isotton, così come anche il tenore Domenico Menini. Una grande casa, quindi insieme al pianista Federico Brunello le due voci hanno poi offerto al pubblico il celebre brindisi della Traviata. Nel campo del sociale è stata premiata Leni Dallecourt, presidente della BM locale in Brasile. Ancora andiamo a vedere, assente fisicamente ma presente in video, Luciano Onder ha ricevuto riconoscimento per la divulgazione scientifica. 3 premi speciali, il riconoscimento dei Martin Barcelloni Corte è andato a Maurizio Paniz. L'altro premio speciale è stato assegnato al maestro Luigi Fanta, figura storica nella sartoria bellunese. Cambiamo argomento, andiamo a leggere altri articoli. In vista del 25 novembre, ricordiamo domani, ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Stracciati disegni di Anar Chicca, e gettati nel fiume. Atto vandalico sulla mostra dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne, gesto di scarso rispetto, uno schiaffo, ne scrive sempre Alessia Dallò. Feltri si sveglia con l'amaro in bocca. Un gesto vandalico ha colpito l'esposizione dedicata al 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, allestita dalla Commissione Pari Opportunità del Comune in collaborazione con l'Associazione Diritti d'autore. Una ferita aperta nel cuore di un percorso che avrebbe dovuto parlare di rispetto, consapevolezza, memoria condivisa. La mostra, composta da 40 pannelli dell'artista Anar Chicca, nome noto a livello nazionale, illustratrice e autrice che negli anni ha firmato copertine e progetti di grande risonanza. Appunto, la sua mostra era stata sistemata nella zona della Manifattura, scelta come luogo accessibile e inclusivo, attraversato ogni giorno da residenti, studenti e famiglie. La mostra è stata allestita lì proprio perché accessibile anche a chi si muove in carrozzina, spiega Giorgia Licastri, che è presidente della Commissione Pari Opportunità. Appunto, circa un anno fa si era verificato un analogo episodio di vandalismo che aveva amareggiato le cronache feltrine. Dopo appena 48 ore dalla sua installazione, il Babbo Natale, realizzato con materiali di recupero degli ecovolontari dell'Unione Montana Feltrina, era stato danneggiato. E in questo caso, appunto, le opere di Anar Chicca sono state stracciate e gettate nel fiume. Come dicevamo, grande amarezza per quanto accaduto verso una giornata in cui appunto si dovrebbe parlare di rispetto, consapevolezza e parità di genere. Nell'articolo che riguarda Borgo Valbelluna si parla di lupi e nello specifico si legge nel titolone: il lupo era a 20 metri da mia figlia, dichiarazione in quanto è riportata tra virgolette. Nuovo incontro ravvicinato all'Entiai, un allevatore di capre affronta il branco di 3 esemplari ma soltanto 2 scappano. La denuncia dell'Associazione per la tutela rurale, limiti all'abbattimento derogabile in casi di comprovata pericolosità. 3 lupi attaccano le sue capre. Rudy Curto, 56 anni, li affronta insieme alla figlia 25enne Laura per allontanarli. 2 scappano, il terzo non solo non indietreggia, ma ringhia mostrando i denti verso padre e figlia. Solo dopo qualche minuto, quando la distanza tra predatori umani era appena di una ventina di metri, si gira e torna nel bosco, ma quasi senza fretta, senza mostrare alcuna paura. Attimi di terrore nei giorni scorsi, in pieno giorno all'Entiai, teatro di un nuovo incontro ravvicinato tra uomo e lupi. Recinti elettrificati e cani pastori maremmani messi di guardia ai campi possono servire, ma la sensazione è che la prossimità dei lupi si stia facendo sempre più pressante, come se si stessero abituando a frequentare zone antropizzate. L'articolo è senza firma, comunque per chi volesse approfondire è qui sul Gazzettino. Chiudiamo per un attimo, anzi la lettura del Gazzettino e ci spostiamo al Corriere delle Alpi. Andiamo a leggere le notizie pubblicate dall'altro quotidiano. Paola Dallanese scrive: di sociale, aumentano i minori ospitati in strutture, si legge nel titolone. Il disagio affossa i conti dei comuni, solo Palazzo Rosso versa 400.000 euro l'anno per la loro gestione, si pensa a una nuova struttura educativa in provincia.
Il disagio giovanile pesa sui comuni. Ne sa qualcosa il capoluogo che ogni anno è costretto a versare 400.000 euro per pagare le spese dei 20 minori ospitate da strutture educative o terapeutiche. Ogni anno nei comuni del distretto del Lussuno Dolomiti sono una cinquantina i ragazzi che vengono presi in carico dalle comunità educative e terapeutiche per cercare di dare risposte ai problemi che incontrano all'interno delle loro famiglie. La maggioranza di questi ragazzi risiede nel comune capoluogo, un dato che è destinato a crescere, almeno questa è la tendenza. E il fenomeno non può che preoccupare l'amministrazione comunale, da un lato perché evidenzia con forza un crescente malessere all'interno dei nuclei familiari e dall'altro perché i costi per l'ospitalità di questi ragazzi nelle strutture va sempre più a incidere sui bilanci comunali. Quindi cresce la preoccupazione in tutti i sensi. E poi l'articolo mercoledì ci sarà il funerale della piccola Ludovica, ricordiamo la bambina di Borgo Valbelluna morta sabato mattina. Sulla questione è stata aperta anche un'inchiesta. La bambina è morta, come dicevamo, di meningo encefalite, lo leggevamo proprio sabato, e si aggrava quindi la posizione del pediatra che nella notte tra venerdì e sabato, dopo averla visitata al pronto soccorso di Feltre, l'ha dimessa. I funerali si terranno nella chiesa arcipretale di Mel, poi la sua sepoltura a Marcador. Il ciao a Ludovica mercoledì, mobilitazione per la piccola. Prosegue la raccolta fondi per il parco, ci sarà un minestrone solidale. Ne scrive Gigi Sosso. Non si capisce cosa ci faccia Ludovica su un'epigrafe, per di più la sua epigrafe. Eppure davvero lei, con i suoi occhioni, una cascata di capelli biondi e il suo dolcissimo sorriso. Indossa maglietta bianca con i cuori e pantaloni scuri scelti insieme alla mamma Martina, mentre dice a tutti dei suoi funerali di mercoledì alle 14:30 nella chiesa arcipretale di Mel. Dopo la messa, la piccola di 2 anni riposerà nel cimitero di Marcador insieme agli altri bambini morti prematuramente. Martina e il papà Renzo hanno scelto Ovunque Sarai, la canzone di Irama a Sanremo 2022, per cominciare a salutarla. Ovunque sarai, ovunque sarò in ogni gesto, io ti cercherò, si legge appunto sull'epigrafe. È partita e ha già raccolto delle adesioni la raccolta fondi Sorridendo per la Ludovita, lanciata dalla famiglia Nessenza per costruire un parco giochi a Borgo Valbelluna. Eventuali anche offerte, come scritto nell'epigrafe, saranno appunto devolute al progetto Sorridendo per la Ludovita. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi. Gallego ripercorre l'omicidio Baldovin, il ricordo può incidere sulla comunità, ne scrive Marina Menardi. Ricordiamo che anche noi abbiamo dedicato, anche noi dell'Amico, abbiamo dedicato un'intervista a questa tematica, una pagina intera, già 2 settimane fa. Un'orazione del magistrato lunga 2 ore per ricostruire il femminicidio del 2021 a Pieve. Il desiderio non appagato genera rabbia. Lei aveva denunciato, ma lo stalking non era ancora reato, ricorda appunto la Gallego. Il ricordo di Annalisa Baldovin per dire basta alle violenze sulle donne. L'orazione civile del magistrato Roberta Gallego dal titolo L'omicidio Baldovin, il dovere della memoria, ha fatto centro. Era gremito l'Alexander Girardi Old per parlare di un tema di stretta attualità. Vediamo altri articoli. Mobili argenteria all'asta per i pazienti con l'Alzheimer, e in questo caso siamo a Feltre e andiamo a leggere l'articolo di Laura Milano. Vediamo cosa dice l'articolo. In vendita gli arredi con appartamento ereditato dall'azienda feltrina, la direttrice Basso, con il ricavato interventi per le persone con demenza. Mobili da cucina, soggiorno e camera da letto, quadri d'autore, quasi 3,5 kg di argenteria, batterie di piatti, tutto all'asta per offrire assistenza migliore ai pazienti feltrini affetti da demenza al modulo Alzheimer della casa di riposo Brandalise. La vendita all'incanto l'ha organizzata l'azienda feltrina Servizi alla Persona con tutto l'arredamento dell'ampio appartamento di via Pellin in località Valentine, ricevuto in donazione con l'eredità Brotto. L'azienda feltrina ha già aggiudicato l'appartamento venduto di recente al primo colpo con un incasso di 199.000 euro e appunto, come dicevamo, l'incasso andrà all'asta per i pazienti con Alzheimer.
Con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. A tutti come sempre grazie mille per l'ascolto e buon inizio settimana. A prestissimo!